Presidente Montedoro, a suo avviso, quali sono, ammesso che ci siano, le difficoltà che incontrano oggi le donne, in particolare nel mondo dell'agricoltura? Beh, in realtà oggi il mondo dell'agricoltura è molto aperto alle donne e abbiamo sempre più imprenditoria femminile, anche grazie, devo dire, a dei contributi che consentono appunto alle donne finalmente di entrare in questo settore. Per cui io vedo tante opportunità più che limiti. Devo dire che il genere, soprattutto in questo settore, è stato anzi di aiuto perché noi abbiamo un approccio diverso, questo lo dico sempre, e credo che sia il valore aggiunto che noi donne riusciamo a portare proprio sia nel mondo del lavoro ma anche poi nel sociale, in quello che è proprio la vita di ogni giorno, per cui no, devo dire che forse anche per il mio approccio, però è stata una fortuna essere donna e sono orgogliosa di esserlo e di lavorare in un mondo che ancora oggi è un mondo per lo più di uomini, ma sempre più donne si stanno affacciando a questo settore che merita veramente di essere vissuto anche da noi donne. Presidente Bortolomiol, nel suo percorso, lungo percorso professionale, ci sono stati dei momenti in cui il genere è diventato in qualche modo un problema, un fattore discriminante? Nella nostra denominazione sono il primo presidente donna, questo fa capire quanto percorso si è dovuto fare per arrivare anche a considerare appunto nel mondo del vino. Il mondo del vino è un settore molto maschile dove è sempre prevalsa la figura diciamo del maschio nelle cantine, anche nei ruoli diciamo legati alla cantina. Quindi sicuramente qualche difficoltà l'abbiamo avuta, però oggi devo dire che questa capacità di diciamo, lavorare nel mondo del vino è anche molto donna. Ci sono molte aziende femminili e ci sono anche molti più ruoli nell'ambito della cantina. Per esempio nella nostra denominazione stanno salendo anche il numero delle donne enologhe ed anche appunto nei settori di marketing ed amministrazione, quindi su questo aspetto qui diciamo che la figura della donna è in crescita e i dati ci fanno sperare molto bene. Se lei, facciamo conto fosse un ministro e potesse in qualche modo andare incontro, fare delle misure per andare incontro alle donne che lavorano nel suo settore, su quali punti, su quali fronti interverrebbe? Beh, i fronti sui quali potremmo intervenire potrebbero essere quelli della formazione nelle scuole, potrebbero essere quelli legati anche a figure professionali che sono un po' più lontani da quello che si potrebbe pensare nel mondo femminile e quindi investire anche in questo. Poi credo che ci debba essere anche un aspetto legato alla capacità di investire sulle donne e quindi il fatto anche, ad esempio, parlavamo in alcuni convegni legati alle banche, anche il fatto che comunque esiste un gender gap anche su questo e quindi la formazione anche all'interno delle banche di riuscire a dare più forza alle donne e anche più diciamo fiducia. È vero comunque che e i dati ce lo riportano che aziende dove i consigli di amministrazione sono a predominanza femminile sono quelli più sicuri e dove l'azienda rischia meno il default. Alessandra Boscaini, direttrice vendite di Masi Agricola e delegata della Regione Veneto dell'Associazione Le Donne del Vino, cosa ci dice della presenza femminile in questo settore e questo settore soprattutto sta cambiando, si sta evolvendo dal punto di vista femminile? Allora, nel mondo del vino la presenza femminile è molto importante, soprattutto negli ultimi anni si è sviluppato molto, specie in alcuni ambiti, cioè quello che riguarda non tanto la produzione del vino ma la commercializzazione, la comunicazione del vino e la vendita. Abbiamo una grossa presenza femminile proprio in questo ambito, manca la parte più produttiva, la parte agricola che è ancora forse più appannaggio degli uomini, però sicuramente le cose stanno cambiando. Io lo vedo anche semplicemente dal numero delle socie dell'Associazione Nazionale delle Donne del Vino che sta aumentando ogni anno.
Oggi siamo oltre 1000 socie e questo mi fa molto piacere, e anche di recente abbiamo anche costruito una rete di associazioni analoghe alla nostra in altri paesi, per cui adesso abbiamo un gruppo di 10 associazioni da vari paesi proprio che rappresentano il mondo del vino al femminile nei vari paesi di produzione. Lo scenario è molto buono dalle sue parole, ma allora perché è ancora così importante parlare di presenza femminile, in questo caso nel mondo dell'agricoltura e del vino in particolare? Perché io innanzitutto credo che le donne, per arrivare dove arrivano, fatichino ancora di più, ma proprio banalmente per conciliare quella che è la loro attività, la loro essere mamma, la loro essere colei che manda avanti la famiglia, la casa, con il lavoro, gli impegni di lavoro. Nel mondo agricolo forse questo si sente ancora di più, perché se guardiamo le piccole realtà agricole, tutto il sostegno che può esserci a una mamma diventa oneroso anche proprio dal punto di vista monetario, che un reddito agricolo magari fa fatica ad affrontare.